C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati amici, tra piazza Paolo VI e piazzetta Tito Speri in vicolo Sant'Agostino c'è la facciata della chiesa di Sant'Agostino. Dell'antica chiesa di Sant'Agostino oggi rimane soltanto la facciata in stile gotico. La si può vedere inserita nel lato occidentale del broletto con il suo rosone, gli archi a sesto acuto e i doccioni per l'acqua piovana. Il vicoletto in cui si trovava era chiamato nel Medioevo Fistula Grepa. Qui dove finisce la facciata in mattoni ed inizia il muro in pietra del broletto, un tempo c'era un vicoletto molto stretto. Quando durante il Trecento il broletto fu ingrandito, l'allora vescovo di Brescia Berardo Maggi acquistò l'area della chiesa. In seguito, agli inizi del 400, durante la dominazione dei Visconti, Pandolfo III Malatesta, capitano di Ventura, ovvero sia mercenario, di Rimini al servizio dei signori di Milano, fu messo a capo di Brescia e decise di costruire una meravigliosa cappella palatina che fu affrescata dal grande artista Gentile da Fabriano. Per realizzarla il vicoletto fu tamponato e l'interno della chiesa venne demolito. Lo sappiamo tutti, vero amici, che a sto mont gay poer Cristi e i balos, chi mangia la carne e chi ciuccia gli os. Al mondo ci sono i furbi, che chi mangia la carne e chi mangia le ossa, giusto? E lei tra quali è? A mezza igogna. Grazie, arrivederci. Allora, al mondo Gay poer Cristi sono i poveri cristi, e i balos. i balos, I balos, chi sono i balos? i furbi. I furbi, chi mangia la carne e chi ciuccia gli os. Che mangiano la carne e succhiano le ossa. Bene, sei cavata benissimo, bresciana sei? Sì, la mamma bresciana e il papà sardo. Insomma, direi che un distinto quasi ottimo te lo sei portato a casa, eh? Sì, direi sì, me la sono cavata bene, a volte va peggio. Cosa vuol dire? A questo mondo. I poveri cristi. I poveri cristi e quelli furbi. Chi mangia la carne e chi succhia gli ossi, insomma, quelle cose lì. Basta. E voi dove vi ponete? Tra i poveri cristi o i balos? Né tra uno né tra l'altro? Non ci lamentiamo, dai, una via di mezzo, non bisogna lamentarci. Benissimo. Ammiratori e stimatori di Teletutto, possiamo dirlo? Direi di sì, mitici. Allora possiamo anche dire viva Centro Anch'io. Certo. Lo diciamo, e viva Centro Anch'io. Evviva Centro Anch'io! Evviva Centro Anch'io! Oh, così siamo proprio contenti. Senti, che vuol dire secondo te? Conosci un po' il dialetto bresciano? Più o meno sì, dai. Sei di Brescia? Ho vissuto 4 anni prima perché lavoravo qui in un negozio, quindi mi sono anche abituato. Bene, senti, allora la domanda è: a sto monte, gay poer Cristi e i balos, chi mangia la carne e chi ciuccia gli os, che vuol dire? Che praticamente ci sono i ricchi e quelli poveri che chi mangia bene e chi mangia da schifo. O chi non mangia proprio, che lo sa. È proprio questo. Purtroppo è così, eh. Abbiamo trovato un calabrese. Io provo a dirlo in bresciano, ok? A sto monte, gay poer Cristi e i balos, chi mangia la carne e chi ciuccia gli os. E in calabrese come si dice? Tutto quanto lo succede negli os, ma nessuno mangia i balos. Così si dice in calabrese. Sì, Mi fido io, eh? sì. Che mi ripete in dialetto? Sì. Allora, a sto monte, A sto monte che è? i poer Cristi Cristi, poveri. Cioè, a questo mondo ci sono i poverini, i poveri e i cristi balos. e quelli che raccontano balle. Chi mangia la Chi carne mangia la carne e chi ciuccia gli os. e chi ciccia gli ossi. Cioè, qual è il significato? Quello che mangia la carne e l'altro che ciuccia gli ossi, quelli che contano le balle ciccia gli ossi. I balordi che hanno il sopravvento Sempre. sempre, non vede qui con la politica. Al mont gay poer Cristi e i balos, chi mangia la carne e chi ciuccia gli os. Insomma, la traduzione è chiara. Al mondo ci sono i poveracci e i furbi. I poveracci devono ciucciare gli ossi e i furbi mangiano la carne. Amici, l'eterna disuguaglianza. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!